questo è il concetto. E adesso andiamo a vederci in questo teatro così sempre stupendo, in questo palasport meraviglioso. Diamo i quintetti? Andiamo Franco. Vai. Alessandro Cittadini, Michele Antonutti, Andrea Cinciarini, Nicolò Martinoni e Giuliano Maresca per l'Italia. Risponde con Giacomo Eli Antonio, Andrea Pecile, Michele Mian, Roberto Chiacic e Daniele Bonessio. La Giba All Star però è un ragazzo fantastico, noi l'adoriamo. sì. Ovviamente della Benetton Treviso, ma che ha fatto un campionato super con Varese, che ha portato insieme a Stefano Pillastrini e ai suoi compagni nella massima serie dopo un anno appena di purgatorio. Maresca in controtempo, la palla sul ferro, il rimbalzo d'attacco e poi il canestro di Antonutti. Altro ragazzo da seguire con grande simpatia dalla Snyder Udine, che viene da una grande stagione. Antonutti è stato protagonista. Sì, anche se anche Udine non ha vissuto la sua migliore annata. Per lui però c'è stata veramente partite da alto livello, da protagonista venendo dalla panchina. Poi se dipendesse da lui col tipo di carattere che ha e di atteggiamento non esisterebbe retrocessione. Sì, hai ragione vedere la maglia azzurra, però col blu della selezione forse. Antonutti da fuori e mette la tripla, eccolo qua. Lui non ci sta neanche a carte a perdere, vuole mettere subito un fermino anche alla prestazione personale. Ha iniziato con grandissima determinazione, ora Cinciarini, lo schiacciato per Antonutti. Antonutti prova il tiro, lo trova eccellente davvero. Uso del post alto, palla in post alto, Antonutti ha fronteggiato, ha guardato il taglio sulla linea di fondo e ha trovato una buona soluzione in un varco aperto. E va a recuperare anche questo pallone, o almeno ci prova, ci ha provato con determinazione, qui va a chiudere molto bene, sta facendo una gran partita Antonutti. Ci sta con la testa e vuole guadagnarsi non solo il posto per i giochi del Mediterraneo, ma anche la considerazione del commissario tecnico. Certo. Qui Maresca, poi Antonutti che si proietta in transizione velocissima e conclude senza ci riprova Ferrero, l'errore, Antonutti che salta più alto di tutti, anticipa anche Crosariole, segna di prepotenza, grandissimo. Che carattere questo ragazzo, davvero un bel giocatore. Che lui dove sarà l'anno prossimo sarà un protagonista, perché ha fatto un anno anche lui di grande crescita. Alla garra.